accettare la io la posso è un modo di giocare merda ci faccio io al bando ci sono non è tutto di essere infatti è proprio cioè non correva Ti devono allenare, non ti fanno allenare. 5 minuti Ma perché? siamo sempre scusi Ma non ti piace l'altro. vabbè non piace di che corri e non tiri cazzo non serve cioè in panchina e levati dalla io se si ma stasera non c'è rispetto alla prima partita non vedo bene esatto è vero questa volta hanno proprio lo schifo non è scivolato sto pallone 6-2 sono 4 volte scarso è uguale penso è uguale mi sa che che ti risbagliano tu che a me magari perché a tanti possono urlare Finalmente è iniziata l'ultima sfida in questo campo perché ricordiamo il giovedì c'è questo cambiamento di orario, ci sarà una partita alle 21:30 che è stata prima di questa, hanno vinto gli Avemusiti a 8, anzi 7-2 contro contro la squadra di Claudio Accardi, la Spansas. Poi alle 22 è partita la sfida Scirocco contro S Cannuola. Non so quanto stanno in questo momento, però se volete vedere quanto stanno fate un salto nell'altocampo e poi se volete restate lì, se volete vedete, rimanete qui a seguire la partita contro Santa Rosalia e Aquila di Sicilia. Una bella partita che si prospetta interessante perché le squadre si conoscono e oltre l'amicizia possono uscire altre anche situazioni calcistiche interessanti con interpreti interessanti anche come Ferrara, Gueccia, Notisi. Invece abbiamo Romeo, anche l'altro Romeo Federico, oggi assenza di Arusa Mariano, diciamo non uno qualunque che in questa squadra fa molto. Quindi Gueccia, ripartenza, Notisi, bene, ancora Notisi, porta palla, poi viene fermato da Romeo. Qui conclusione di Riggio, larga. Buona, dai. Qui tacco di Allegra, chiusura di Gueccia e appoggio di Motisi. Riggio in profondità, Allegra, petto e appoggio vicino dove c'è Puleo che viene fermato da Ferrara. Allegra, Puleo torna dietro, Allegra perde questo pallone, quindi Motisi critica un po' col pallone. Ottima Fra. E poi possesso Santa Rosalia. Gueccia
Fa partire il destro, troppo innocuo per il portiere anche se non di ruolo. Quindi Ferrara centralmente a Riggio che lascia per Motesi. Io palla. Ferrara. Palla sul secondo palo dove arriva Riggio. Grande pallone del 22 sì, 22 se non sbaglio. Ferrara. Sì, 22. Che ha trovato bene Capitan Riggio. Che da 2 passi non è riuscito a spingere la palla dentro. Quindi Gueccia attacca questo pallone. Male. Allegra. Romeo mette il fisico. Romeo largo. Era ottima giocata di Samuele Romeo. Con la palla. Vengo qua. Qui palla in profondità. Gueccia stoppa male. Riggio guarda la porta, diventa un assist per l'errore di Motisi. Ottima, ottimo. Bello il pallone di Riggio. Ferrari. Riggio. In profondità pallone che finisce al portiere delle squadre in maglia rosa. Qui conclusione alta, però buono il tentativo di Gueccia che si tocca la caviglia. Forse si è colpito da solo. Ferrara capisce tutto e ferma. Poi ricomincia dietro, c'è Riggio che ha un po' di tempo e spazio per avanzare e portare questo pallone centralmente. Ancora Riggio, torna sul suo piede forte, poi dietro da Gueccia che cerca Ferrara di prima intenzione. Riggio sale, servito quest'ultimo, non riesce a tenere il pallone, il capitano. Romeo, profondità da Allegra che non fa della velocità la sua migliore arma. Con la palla tu, a centro. Tu a centro, giusto. Vai. Riggio, profondità, diventa un tiro. La risposta del portiere. Qui rientra Romeo che va da Puleo. Federico Romeo prova a partire, ne supera uno, ancora Romeo, ritorna dietro, poi perde il contatto col pallone, però c'è vicino Puleo che torna adesso da Samuele Romeo. Federico Romeo. Samuele Romeo. Federico. Adesso palla a cercare Puleo che non vuole forzare la giocata e torna dal portiere. Romeo dietro al portiere che va in avanti, palla che passa, Allegra non aggancia, poi Riggio regala di fatto il pallone e la rimessa laterale alla squadra in maglia rosa. Qui palla in mezzo, ribattuta. Milito. Ancora Diego in avanti.
Ferrara, la palla che rimane in campo, ancora Ferrara fino in fondo, calcio d'angolo. Grande, grande. Qua, aspetta. Riggio apre male per Sgroi che è appena entrato. Romeo fa passare questo pallone. Ferrara porta solo a di destra, poi profondità, alla fine la palla arriva al portiere. Allegra, buona la palla, Romeo, c'è sempre Allegra, gliela può ridare. Romeo perde l'attimo e anche il pallone. Poi Ferrari in anticipo su Romeo, Sgroi, suola e appoggio laterale, bello di esterno a servire Milito che vuole il destro, sovrapposizione di Ferrara. Milito va in proprio e poi appoggia Ferrara, male per Allegra che non stoppa bene, quindi Sgroi a riprendere questo pallone, ancora Sgroi, va in porta, largo. Ecco, Romeo tiene questo pallone, Samuele Romeo. In conclusione ribattuta, palla che rimane in campo, ancora Federico Romeo, Samuele Romeo col fisico, torna dietro bene dal suo portiere. Qui palla in profondità che diventa un tiro con le ginocchia, lo stop di Micciche. Giovi sulla linea. Ferrara. Giovi, scendi. Riggio. Profondità, Sgroi tiene questo pallone, ancora Sgroi, suola, doppia giocata. Esterno a cercare Riggio. Ora Ferrara. Qui male Ferrara. Romeo. Puleo torna sul pallone. Romeo, prova la giocata personale, adesso Federico Romeo. Guarda Giovanni. Qui Romeo, largo. Va bene, gioca, dai, oh! Piccione, ci applichiamo a ogni cosa, dai! Iniziamo a recuperare sta palla, oh! Samu con la palla, Samu. Stai su palla, sa! Quello è tuo! Qui palla in profondità, Sgroi, fermato a Romeo. Ferrara. Qui conclusione, ribattuta. Micciche.
Riggio. Apre Milito che stoppa col destro. Milito si accentra a calcio, palla che resta lì. E poi oltre la traversa la traiettoria del pallone, quindi calcio d'angolo per le Aquile di Sicilia. Ancora 0 emozioni, 0-0. Palla in mezzo, conclusione ribattuta, Riggio in anticipo, appoggio Michiché. Ferrara pressato, poi appoggia laterale da un compagno. Qua no, sulla linea. No, Gio. Ferrara. Milito. Ferrara. Occhio a destra, Davide! Si sarà sceso il pallone fuori il 22. Giovi in avanti, Giovi. Vai, fai fratello centrale. Va bene. Non ne ho, lo scordato in macchina. Sto impazzendo. Non ne ho. È dura, è molto dura. Sì, però a che è servito? Ah, fu carino. Perché sono andato in velocità e l'ho messa all'incrocio. Voi fate questi gol, ma poi vi cagate i gol davanti alla porta. È rigore. Quello volevo battere. Me l'hanno dato, io non lo volevo Che non battere. trova Pep. Non lo so, me l'ha dato a me. Mi ha detto non lo voglio tirare. Io non sono mai stato un battitore di rigori. Mi emoziona. Io tiro solo dalla fascia. Sì, Ti devo emozione. dare. No? Ti li devo dare. Cosa? A Marco i soldi del campo. Davide sta giocando. Verità a Marco. Però Marco sta lavorando. Aspetta. Merita, me ne vado. Samuele Romeo, fermato. Vabbè, in caso gli dà appena finisce il lavoro. Sì, ma vado a montare Tanto- a piedi. Ma tu ora a che ora finisci? 23:30. Fa 32 minuti. Fa una cosa, poi passa in macchina, prendi le tue sigarette e me le porti ora, che ho bisogno di riprendermi. Se sei un uomo. Sono Marriquai da Se dire. sei un ragazzo, no, te lo ricordi perché sei un uomo. Niente, vuole sigarette. 0-0. Gueccia al volo! Stavo per fare la gufatella. No. Poi cambio di rimessa. Deviata in calcio d'angolo. Qui palla in mezzo, allontanata.
qui palla in mezzo, fermato Sgroi da Romeo, grande intervento. Hai visto la squadra che ci siamo fatti? 7. No, vedo veramente no. Qui conclusione di Sgroi, risposta del portiere della Santa Rosalia. Qui cambio di rimessa, secondo calcio d'angolo buttato. Qui conclusione, ribattuta ancora Limotesi e poi Cipri. Il palla in avanti, Romeo. Ora sa! No, poi no. Pulè, allarga, Pulè, lasciala qua! Qui palla in profondità, attenzione, chiude Cipri, rimessa laterale per l'Equo di Sicilia. No, Gabbro. Sì. Milito, vuole il destro, che parte adesso, Sgroi raccoglie questa rimessa, cioè questa conclusione. Su di lui Romeo, apertura da Milito, conclusione di Milito che si abbassa all'ultimo ma non prende lo specchio della porta, quindi rimessa dal fondo per Santa Rosalia. Federico Romeo vuole il destro, doppio body check, poi palla che arriva a Gueccia, che riparte lui, ancora Gueccia, gioco di gambe, sposta, poi perde il contatto con la sfera e anche il possesso. Sgroi, centrale da Motisi. Ancora Gueccia, qui colpito Allegra in faccia, ha battuto Allegra. Gueccia, suggerimento profondo qui a cercare un compagno, arriva Puleo che gestisce questo pallone in profondità dove arriva Federico Romeo che non tiene il pallone. Torniamo, torna, Gueccia, il cursore di tutte le azioni. C'è il time out di Santa Rosalia. Hanno finito.
Si riprende dopo il time out, saranno gli ultimi 40 secondi a giocare. Qui Sgroi trattenuto, aveva calciato in portamotesi, è arrivato il fallo. Ok. Qui pronto Sgroi, deviazione, calcio d'angolo. Qui palla in mezzo, errore qui di Gueccia che era solissimo sul secondo palo, quindi finisce senza emozione questo primo tempo, parziale di 0-0. Ricomincia la sfida tra Aquile di Sicilia e Santa Rosalia. Perché ci sono i 3 euro in meno della volta scorsa, va bene? Va bene? Attenzione! Chiude il portiere degli Aquile di Sicilia.
poi ripartenza della quella di Sicilia velocissimo con la conclusione brutta di Gueccia, che si è durato un gol che generalmente lui non si divora. Cipri, Allegra, palla che non passa, adesso Gueccia viene strattonato da due avversari, alla fine il fallo viene convalidato, calcio di punizione per l'Aquila di Sicilia. Pronto Gueccia che sta sistemando con cura questo pallone. La posizione è lontana, però è molto centrale, quindi per qualsiasi conclusione di destra e di sinistra è ottima. Pronto quindi il 10. Che va! Colpito il portiere, poi Motisi alla fine Riggio si accontenta della rimessa laterale. È mio, è mio. Motisi, palla che si abbassa, rimessa dal fondo. Veloci, vai, veloci! Sali, io! Cipri. Centralmente, buona la palla, Samuele Romeo la tiene, è in campo. C'è Cipri di nuovo, aperto Allegra, servito adesso Allegra, palla che arriva a Romeo che fa sportellate con Sgroi che alla fine se la cava bene e poi ripartire ancora il motorino di Sgroi che viene fermato per l'intervento pulito sul pallone di Romeo. Cipri. Esce Ferrari in pressing, ferma tutto per un attimo perché c'è adesso la conclusione alta di Puleo. Tanto cambio di Cipri, esce Davide, entra Marco Cipri. Ferrara. Chiude tutto Cipri, poi si abbassa Sgroi per la conclusione alta di Milito, Davide Milito. Ferrara, verticalizzazione per Sgroi che cerca Ferrara, palla così la stoppa Ferrara, poi pallone perso, sono in tre fermi al centro del campo qui i giocatori della Quella di Sicilia, un po' troppo piantati, serve un qualcuno che alzi questa squadra. Allegra protegge, gira nelle zone di Cipri che si impegna per tenere questo pallone e termina fuori. Ma tu c'hai dei ripicci! Dai, lascia a Marco! Portati l'uomo! Sgroi centralmente da Ferrara che ha provato il tacco in aria. È giusto Marco! Diciamo Marco è giusto, cerca! non il risultato da potersi permettere questo tacco. 0-0 ancora. Ferrara, ora Sgroi, anzi scusatemi, non Sgroi ma Riggio, capitano. Ogni volta li confondo.
Ferrara. Qui prova la conclusione, bello il tiro di Ferrara, traiettoria che finisce di poco all'incrocio, cioè di poco fuori all'incrocio. Tanto Federico Romeo, c'è solo Cipri che può calciare! La risposta di Miciché e poi calcio d'angolo. Bella la conclusione di Marco Cipri. Adesso palla che spiove, D'Allegra che stoppa di petto, male perché c'è Ferrara che si impegna per tenere questo complicato pallone. Se guardi la velocità. Romeo fa da pivot, può appoggiarsi, D'Allegra che arriva in corsa. Conclusione schiacciata. Time out a quelli di Sicilia. Perfetto, sì, siamo in simbiosi. Tu sei... Sintonia, simbiosi non si possiede. Perché? Sintonia. Ma simbiosi pure. Simbiosi, siamo in simbiosi noi due. Poi lo cerchi in quel gioco perché In questo caso ci sta meglio. simbiosi, ma simbiosi si può dire. È la stessa cosa, no? Perché siamo degli animali. Si riprende per il temotto della quella di Sicilia. 0-0 ancora. Riggio vicino da Sgroi che vede il movimento di Milito, servito bene con l'esterno. Milito non può agganciare questo pallone che era dato anche con i giri giusti. Forte te. Cipri, profondità. Romeo, stop. Così, pallone che rimane in campo, arriva Cipri, ancora Samuele Romeo, si complica la vita e alla fine vuole andarsi con un tunnel sul Riggio che però se la cava, anche con l'aiuto di Milito che verticalizza per Sgroi e perde l'attimo. Guerra fra numero 8, vinta da Federico Romeo. Qui errore recuperato da Cipri che mette il fisico, pallone che rimane in campo. Poi fallo. Passa le ragazze del bottiera, qua siamo senza acqua, vedo la cassa là. No, passi da là sopra. Fede, sali, Fede! Ancora, Gordi! Bravo! Insisti, Fede! Cipri chiude bene, riparte ancora Cipri, mette il corpo avanti, Cipri lo fa girare benissimo Marco Cipri, grande gol del numero 28 che fa girare il piede. Da quando è entrato in campo si è visto, diciamo, il cambio di marcia a quelle di Sicilia che sono rimaste ferme sulla velocità e la precisione di Cipri. Ferrara ribattuto la conclusione, pallone ancora che torna al 22. Voluto Milito, Ferrara porta sull'otto di sinistra, bello il pallone da Riggio che non si è inserito. Allegra, male.
Sgroi. Fermato da Marco Cipré. Riggio. Movimento in profondità Allegra, legge bene e poi il Romeo in completo vantaggio si fa rimontare. E quindi il Riggio. Fede, lascialo, Fede! Allegra chiude il passaggio, poi Romeo, apertura per Federico Romeo che stoppa, può andare a fare giro del sinistro, perde l'attimo, poi il pallone in mezzo per Allegra che lo sgrida per il tempo di gioco perso a causa dello stop della finta provata. 9 alla fine. Sgroi. Poi David Milito, rimessa laterale rosanera. Ferrara, scambio vicino con Milito che vuole il destro da lì, poi calcio d'angolo. Ferrara, da buona posizione, può scambiare con Gueccia, si pesta anzi un po' i piedi, poi il pallone va da Sgroi che adesso cerca Gueccia. Dietro da Sgroi. Sempre Sgroi, verticalizzazione. Ferrara dietro da Milito che può gestire. Milito vuole il destro, si autolancia, poi conclude male. Qui Riggio non si capisce con Ferrara. Cipri da lontanissimo prova deviazione di Riggio, cioè di Gueccia, scusate. E ora Sgroi, profondità. Deviazione, rimessa laterale per il numero 10. Sgroi. Fermato a Romeo. Ferrara. Milito. Sempre Ferrara, profondità. Cercare un compagno che è Sgroi. Su di lui Marco Cipri che prende il fallo. Gueccia prova ad andarsene, si complica un po' la vita. Milito. Gueccia fermato, Ferrara. E adesso Cipri per la squadra Santa Rosalia. Sgroi. Sì, Sgroi, vabbè, buonanotte ragazzi. Scusatemi, era Federico Romeo. C'è il fallo, non si è concretizzato il vantaggio. Dietro Romeo, vai dietro Romeo, dietro ancora.
Pronto Gueccia. Tenta la conclusione che non si abbassa. 20° che scatta adesso. Qui esterno brutto di Cipri, poi palla che è passata da Allegra. Adesso Samuele Romeo gestisce bene con la sola, poi torna Ferrara che lo ferma a panino e lo chiude. Sono 3 contro 1. Apertura Sgroi in area, Sgroi! La palla questa volta entra, lo diceva nel pre-partita mentre parlava con me. I gol pesano e voglio fare gol. Quando non segno mi sento male. Oggi ha segnato dopo la tripletta della prima giornata, a secco la seconda, adesso la terza. È riuscito di nuovo a sbloccarsi e riportare in pareggio questa complicatissima partita. Ancora Sgroi che si autolancia. Intervento di Cipri. Sempre Sgroi. Perde il pallone. E poi Cipri che può ripartire in velocità. Ancora Cipri a rompere lo schema difensivo delle Aquile, che poi lo bloccano. Quindi Gueccia. Motisi. Palla in mezzo, arriva nelle zone di Motisi che non può agganciare. Profondità, Federico Romeo la tiene lì con un po' di fortuna. Sempre Romeo gestisce dietro con Allegra che gira bene di prima. Cipri, buono il pallone da Federico Romeo che non stoppa. Gueccia. Ferrara. Marco Langola. Sei un po', vai salendo. Allegra. Profondo a cercare Cipri che mette il fisico, c'è il fallo. Sei tu vicino. Ma che palla è? Fischia meglio per terra, fischio io. È fallo, vai. Come è fallo? Viene anche lo sferato. Neanche lo sferato. Basta. Ma quello è qua, ma qual è? Pronto Cipri. Ma Cipri, palla che gira troppo lontana dalla porta. Sta rimanendo tu avanti. Qui errore di Riggio. Arriva Cipri che vuole accelerare i tempi, non trova nessuno. Ricomincia dietro da Davide Cipri. Marco Cipri dietro da Davide che gioca di nuovo bene dal figlio. Ancora il 28 di fisico, fermato da Gueccia che vuole ripartire. Torna Marco che commette fallo. Ammonito Cipri. Guarda, il giallo, guarda. Marco, va bene così, è giusto il giallo. Guarda lì. È qua. Che cos'è? Il fallo è qua. Abbiamo ancora 30 secondi, 1 del campo. 1,5 alla fine. Pronto Gueccia.
Pallone gestito vicino da Riggio che vuole il sinistro, masticato da Riggio. Time out Santa Rosalia. Un po' di tema, In questo momento recuperiamo i Cipri, profondità a cercare Samuele Romeo. Col tacco, deviazione palla che esce. Fatti vedere, ma fatti vedere, Piccione, lasciate la difesa scoperta! è da qua! Da dove? Da qua? Da dove c'è Marco? Da lì è la Marco. Ok qua. Ok, Cipri dietro. Attenzione. Poi rimessa laterale per le Aquile. Con Sgroi. Palla per Motisi che non può arrivare. Quando piano piano stiamo arrivando ai titoli di coda di questo match. Qui palla in profondità diventava dentro un tiro. Alla fine calcio d'angolo con la deviazione di Michiché. Palla in mezzo, conclusione di Cipri, la chiusura di Riggio, poi palla in mezzo di Allegra, messa laterale Aquile di Sicilia. Di petto Puleo, raccoglie la sfera Romeo che può girare da Marco Cipri. Centralmente, buona la palla, Puleo ha spazio per calciare, chiusura di Michiché. Poi errore, attenzione, ultima occasione in mezzo Allegra, Michiché tiene a galla i suoi. Qui palla in mezzo, arriva Allegra all'ultimo istante. 2-1 Santa Rosalia, passano in vantaggio i ragazzi in maglia rosa, quindi 30 secondi per poter recuperare questo pallone, cioè questa partita. Gueccia, parte lui, Riggio, tacco, palla che passa Sgroi, palla che si impenna, errore. Sgroi chiude, lascia il pallone a Gueccia. Ancora Gueccia, vuole gestire contro Allegra. Ora Sgroi, vediamo che fa. Prova la conclusione, ribattuta. Gueccia, vuole il destro. Motisi, va lui, chiude Romeo ed è finita. Vincono i ragazzi maglia rosa della Santa Rosalia 2-1 contro le Aquile di Sicilia.